Allora, altre opportunità. Parliamo sempre di corsi di formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo, receptionist specializzato in web marketing, ovvero addetto al ricevimento in strutture ricettive con specifiche competenze di marketing e di utilizzo dei social network. Corso totalmente finanziato, se comprende sempre i buoni pasto, destinatari anche qui 12 persone inoccupate e disoccupate con meno di 35 anni, e questa è la differenza forse rispetto a prima. Prima erano donne necessariamente, prima? Sì, per le donne, per lo più sì. donne, e non c'era limite di età. E anche qui abbiamo, vediamo un po', sì, la scadenza 26-27 febbraio, dalle 9 alle 18 sarà effettuata la selezione. Abbiamo 300 ore in aula, 300 ore di stage, e andiamo nel dettaglio e spieghiamo di che cosa si tratta, quindi attenzione a chi è inoccupato e disoccupato, vero? Esatto. Fino a 35 anni. Inoccupato e disoccupato fino a 35 anni e con titolo di studio dalla qualifica professionale alla laurea. Quindi è un'apertura totale questo? Sì, un po' meno dell'altro, nel senso che ecco, l'altro appunto magari c'era anche la bassa scolarizzazione, mentre qui almeno la qualifica professionale. E questa è appunto una figura professionale fondamentale. Strategica, si diceva fuori onda con il Presidente. Strategica per le strutture alberghiere, perché appunto è quella figura che spesso e volentieri fa decidere all'ospite se soggiornare in quell'albergo oppure no. È la figura che ha il primo contatto telefonico, è la figura che ha anche il quotidiano contatto con l'ospite nel momento in cui è ospite proprio dell'albergo, ma qui gli abbiamo voluto dare una connotazione anche in più, specializzato in web marketing. Questo significa che appunto proprio per il fatto che il turista è cambiato perché spesso e volentieri è quello che si cerca l'albergo da solo, via internet, compara prezzi, compara un po' tutto, e per cui bisogna che la struttura alberghiera si attrezzi di strumenti per poter essere competitiva anche nel web. Per cui sicuramente il receptionist che si sa specializzare in questo, che è capace di attrarre anche in internet gli internauti che navigano, ha un punto in più. Sicuramente, per cui materie insomma sono sicuramente la comunicazione, le lingue, comunque il poter comunicare con l'ospite straniero, e qui è per molti italiani è un po' un problema. Per molti italiani sì, è un problema, e si è pensato oltre alla lingua inglese anche il russo, perché è Ma un deve mercato... presentarsi con la conoscenza già di russo per questa cosa? Assolutamente. Ecco, tranquilli. Ecco, tranquilli no. Però ecco, in fase di selezione verrà fatta sicuramente appunto un test di inglese, perché un minimo di conoscenza della lingua inglese per questo percorso formativo sicuramente è fondamentale, ecco, questo sì. La cosa che appunto io volevo anche evidenziare è sia per questo progetto formativo, per questo percorso formativo, come per l'altro, all'interno materie appunto fondamentali sono quelle relative alla sicurezza, all'ambito della sicurezza, perché la legge 81 del 2008, che è quella appunto che prevede che le aziende debbano espletare degli obblighi in materia di sicurezza, e per cui devono necessariamente far fare ai propri dipendenti determinati corsi di formazione di primo soccorso, piuttosto che non appunto sicurezza nei luoghi di lavoro. All'interno di questi percorsi formativi è previsto il pacchetto sicurezza, chiamiamolo tra virgolette, per cui chi
finisce il percorso è già spendibile sul mercato del lavoro con gli attestati, ecco, proprio per farla... Quindi questo pezzetto che magari mancava, quindi può subito essere assunto, questo sì, o comunque appunto ha un bagaglio sufficiente per poter affrontare queste... sicuramente, e per sgravare le aziende dell'obbligo di dovergli far fare questi percorsi. Per cui... Chiarissimo, entriamo di nuovo nel merito politico, quindi politico tra virgolette. Che possibilità, che opportunità ci sono occupazionali per queste 12 persone secondo lei? Guardi, questa credo che sia una figura, un profilo professionale sicuramente importante e che oggi è difficile trovare sul mercato. Difficile trovare sul mercato, questo è interessante. Certo, è difficile trovare sul mercato e le nostre aziende hanno sempre più bisogno. Voglio citare alcuni dati. Il primo è che colui che risponde al telefono, alza la cornetta e si interfaccia col potenziale cliente, deve avere una PIL tale dove le statistiche dicono che un terzo delle prenotazioni vanno a buon fine, telefonicamente, da come l'operatore si approccia al potenziale cliente. Se poi a questo uniamo il web, grande rivoluzione degli ultimi 6-7 anni, una volta l'albergatore che voleva avere ospiti stranieri partiva con la sua valigetta, andava in Germania, andava in Olanda, andava in Svezia, andava in Inghilterra a fare i contratti, normalmente avveniva a novembre e dicembre, fare i contratti con i tour operator, con le agenzie viaggi di questi paesi per poter avere clienti. Oggi il web ha scompaginato tutto questo. Tu puoi proporre la tua struttura all'utilizzatore finale senza intermediazione. A me sono concesso che poi tutti coloro che fanno prenotazione via web si prendono una bella percentuale sul prenotato. Ecco. Comunque tu hai una vetrina web che è importantissima. Essere posizionato sui motori di ricerca è altrettanto importante. Ecco che questa figura all'interno di un albergo è non utile, è fondamentale per una strategia. E quindi qui anche il messaggio agli operatori del settore: attenzione di dotarvi di una struttura, di una persona del genere, non può essere la famiglia che si arrangia, fa tutto da te. Vede, il mercato è diciamo così, come si può dire, il regolatore diciamo, delle aziende. Chi non lo fa va fuori mercato. Chiarissimo, l'ha detto e lo ribadisce, infatti questo è chiaro. Allora, dedichiamoci al terzo progetto formativo, gestione del bar e caffetteria. Qui sono i 50 ore di cui si diceva, 12 persone destinatari, anche qui la scadenza è qua un po' più avanti, 8 e 9 aprile, però tutte le domande devono pervenire dal 5 del febbraio al 4 aprile in questo caso qua, quindi attenzione alla presentazione delle domande. E la formazione è per cameriera ai piani, 50 ore anche qui in aula, 12 persone destinatarie, l'iscrizione sempre termini abbastanza stretti, per cui vediamo di capire meglio, vediamo qua il bando che è stato pubblicato, di che cosa si tratta. Sono due percorsi formativi di durata minore, per cui 50 ore ciascuno, che non prevedono poi lo stage in azienda, ma che tendono a creare delle figure professionali comunque specializzate, insomma. La cameriera ai piani, se ne parlava anche prima, insomma, è comunque una figura che è molto importante all'interno dell'albergo e proprio per il fatto che deve saper fare bene il proprio lavoro in maniera veloce possibilmente in ottimizzazione, insomma, dei tempi. E, anche all'interno di questo percorso, come per l'altro gestione del bar e caffetteria, è previsto il pacchetto sicurezza, per cui anche questi hanno tutta la parte inerente, gli obblighi formativi derivanti dal decreto legislativo 81 del 2008,
Quindi fanno questi corsi di sicurezza e sono pronti per entrare nel mercato del lavoro. Quindi esattamente, questa è la cosa... sono pronti e spendibili immediatamente per Quindi entrare nel mercato del lavoro. Non hanno altri oneri da ottemperare. Assolutamente, assolutamente no. Limiti di età, qualche... No, per assolutamente. Lingue straniere? Allora, lingue straniere qui diciamo che non è previsto, insomma, la conoscenza della lingua straniera al momento della selezione, insomma. Verrà imparata magari. Verrà, esattamente. Sì, dicevo, la cameriera ai piani deve saper appunto avere delle nozioni, insomma, anche in riferimento ai prodotti da usare, eccetera, e questo all'interno del percorso formativo verranno insegnati, esattamente. Ci sono molte persone disposte a fare questi lavori, allora qui andiamo al problema che c'era fino a tempo fa, o sono più gli stranieri, magari gli italiani si tengono indietro, o adesso che è cambiata la situazione nel breve periodo, com'è un po'? Credo che la situazione sicuramente stia facendo riflettere molto anche Quindi avete tante domande? Quindi prevediamo che ci siano tante domande, adesso quando si apriranno appunto i bandi. È vero che ci sono anche molti stranieri, ricordiamoci che l'Europa si è allargata e che ci sono anche molti che prima erano stranieri e che ora sono cittadini comunitari. Però credo e auspico anche che molti dei nostri giovani che già hanno una buona base scolastica possono e approfittino di questa occasione. Volevo sottolineare che è vero, noi abbiamo una piccola tara, nel senso che conosciamo poco le lingue, quindi è molto importante che questo aspetto delle lingue venga molto curato. E una cosa che consiglio sempre anche, se c'è purtroppo del tempo perché non si lavora, non dimentichiamo di studiare le lingue, qualsiasi lingua, a partire ovviamente dall'inglese, e naturalmente essere sempre aggiornati su quelli che sono gli strumenti che ci dà la tecnologia, perché questi sono gli strumenti che serviranno, qualsiasi sia la figura professionale, soprattutto queste figure professionali che investiranno in queste nuove attitudini, in queste nuove sensibilità. In linea di massima questa è stata l'occasione per presentare questi 3 progetti e quindi anche per dare un po' di messaggi, ma il mercato nel settore dei servizi del turismo di che cosa ha bisogno? Quindi che cosa si sente di consigliare un po' ai giovani? Un po' di consigli abbiamo già dati per parte per la lingua, ma per la formazione, per le scelte? Beh, guardi, all'interno delle nostre strutture alberghiere assume sempre più importanza la parte, diciamo, culinaria, sempre più tendenzialmente radicata al territorio, sempre più una cucina comunque di qualità. Ecco che le scuole professionali che già oggi ci sono nel territorio e che operano bene, io ho avuto modo di parlare anche con alcuni istituti formativi e mi dicono che i ragazzi e i giovani che escono da queste scuole trovano occupazione. Trovano occupazione, quindi questo è importante, non è cosa da poco. Terformazione cosa fa in più? Qual è il gradino in più che offre la categoria, quindi a chi si rivolge per la formazione? Beh, Terservizi sì. Terservizi in questo settore, insomma, si rivolge appunto a questa utenza disoccupata di qualsiasi grado. Dopodiché noi siamo appunto ente formatore di Confcommercio che si rivolge agli imprenditori e ai futuri potenziali imprenditori, per cui agli imprenditori appunto diamo l'aiuto necessario per ottemperare agli obblighi di legge, per esempio, che hanno e per specializzarsi, per adeguarsi alle richieste del mercato. Potenziali imprenditori, noi organizziamo corsi sostanzialmente anche magari per l'iscrizione a albi, ruoli, per cui insomma diamo tutto quello che può essere propedeutico e può servire. Ecco, forse l'aspetto in più, perché magari ci sono anche molti che escono dal mercato del lavoro, chiedono suggerimenti per aprire un'azienda, un'impresa, il famoso bar, eccetera. Non ci si può improvvisare adesso, è rischioso? No, assolutamente, perché l'impegno economico è notevole.
oggi e non si può rischiare. Quindi, rivolgendosi alle nostre associazioni, alla Confcommercio, che abbiamo uffici in tutto il territorio provinciale, ma ovviamente essendo un'organizzazione che a livello nazionale in tutte le province, è importante capire cosa significa, per chi intende aprire una nuova impresa, cosa significa fare impresa. Volevo dire che per quanto riguarda la formazione, che la TER Servizi, qualora alcune aree o alcuni imprenditori avessero delle esigenze particolari, noi siamo in grado di formare dei corsi specifici, ovviamente che non può essere fatto di 2 o 3 persone, ma che abbia, perché i costi... Per quel tipo di esigenza che viene per quel tipo di appalesata, esigenza perfetto. particolare. Ecco che noi uniamo le 2 caratteristiche, la necessità dell'impresa, ma anche l'opportunità per il lavoratore. Ecco che il mondo dell'impresa, il mondo nostro, non è un mondo a sé separato, perché il mondo dell'impresa si unisce al mondo del lavoro. Chiarissimo. Quindi TER Servizi offre anche questa opportunità per quelle aziende che hanno esigenze specifiche di formazione per un gruppetto di lavoratori, per dei ruoli molto particolari. Ricordate, guardate sul sito di Confcommercio, ci sono questi 3 bandi, sono in scadenza la presentazione delle domande, poi per i colloqui c'è ancora una settimana, circa 2 settimane a disposizione. Accelerate quindi e comunicate alle persone quanto può essere utile per le persone che possono essere interessate. Grazie ai nostri ospiti di essere venuti con noi, grazie alla collaborazione con Confcommercio, Unione Venezia, Venezia Opportunità, grazie a voi, domani appuntamento.